nata nel 1895 dai fondatori Regina ed Isidoro, da cui il nome Redoro. L'azienda di natura artigianale rimane legata alla tradizione, ma si rivolge dinamicamente agli sviluppi del mercato. La passione e i segreti per creare l'olio extravergine Redoro 100% italiano vengono passati di padre in figlio da oltre 100 anni, portando a metà degli anni 90 al passaggio da realtà produttiva locale a realtà nazionale e internazionale, per portare in ogni cucina e su ogni tavola del mondo la passione, il gusto e la qualità dell'esperienza Redoro. Nonostante il grande successo dell'olio extravergine Redoro, sempre crescente e apprezzato in tutto il mondo, i valori che guidano l'azienda continuano ad essere gli stessi di una volta: qualità, genuinità e amore in ogni piccolo gesto, dalla coltivazione delle olive alla raccolta a mano, fino alla trasformazione in olio extravergine o in prodotti prelibati come il patè o le specialità sott'olio. La caratteristica familiare dell'azienda, tipica dei popoli delle colline veronesi e adatta a preservare la tradizione e la qualità dell'olio extravergine di oliva veneto, sono il punto di forza della famiglia Salvagno. La qualità del prodotto rimane un elemento imprescindibile che identifica l'eccellenza di questo extravergine e garantisce al consumatore la massima cura per il prodotto, dalla raccolta e selezione delle olive alla spremitura a freddo all'imbottigliamento. Redoro ha dislocato i frantoi per olive nelle zone del Garda, della Valpolicella e Valpantena e nella località Mezzane di Sotto. Questi rappresentano territori e microclima unici, da cui si ottengono le caratteristiche e i sapori inconfondibili dell'olio extravergine di oliva Redoro. Redoro ha la sua sede principale a Grezzana, tra le colline della Valpantena ai piedi dei Monti Lessini, dove, oltre a coltivare gli oliveti che la circondano, raccoglie le migliori olive di oltre 1000 produttori agricoli di 7 valli vicine. Nel frantoio si esegue l'estrazione a freddo dell'olio extravergine con i più moderni e tecnologici impianti di estrazione dell'olio, oltre che vedere una mola in pietra, eseguire la macinatura delle olive. Negli anni 90 l'azienda ha rilevato l'antico frantoio di Mezzane nella valle omonima nell'est del Veronese, un tempo proprietà del conte Giulio Liorsi. In questo luogo suggestivo è possibile seguire l'ammolitura delle olive effettuata ancora con le antiche macine in pietra e con il sistema tradizionale della spremitura a freddo. A fianco all'antico frantoio è possibile visitare l'antica locanda del frantoio, dove è possibile degustare e acquistare tutti i prodotti genuini di Redoro Frantoi Veneti. I frantoi lavorano a pieno ritmo nei 3 mesi di raccolta, ottobre, novembre e dicembre. Vengono raccolte olive provenienti dalle vallate vicine, coprendo un raggio di estensione molto vasto che abbraccia ben 7 valli. Sono quasi 1 migliaio i produttori agricoli che portano le loro migliori olive ai frantoi. La produzione media annua è di circa 20-25 mila quintali di olive, suddivisi nei frantoi di produzione. La produzione dell'olio è rigorosamente controllata da personale specializzato che segue con attenzione ogni fase di lavorazione, portando a molitura solo olive sane e di qualità, in grado di produrre le eccellenze dei frantoi Redoro. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva Redoro delle colline venete provengono da tipiche varietà della zona quali Nostrano, Favarol, Grignano e molte altre. Di queste, solo quelle di altissima qualità, italiane al 100% e senza OGM, vengono raccolte a mano o per mezzo di pettini, seguendo la più antica delle tradizioni. Consegnate in giornata al frantoio, le olive vengono attentamente selezionate e soltanto le migliori e le più sane sono sottoposte in seguito a molitura, secondo un processo di lavorazione tecnologicamente avanzato, con temperature controllate che non superano mai 27 gradi centigradi. Tutto il ciclo di produzione dell'olio extravergine di oliva Redoro è rispettoso dei migliori e più tradizionali metodi di lavorazione e estrazione a freddo. In Veneto, la coltivazione dell'ulivo, grazie al clima favorevole delle colline e della zona del Garda, ha una tradizione che dura ormai da secoli, da cui prendono vita prodotti che sono oggi particolarmente apprezzati dai numerosi turisti stranieri presenti sul territorio e da tutti coloro che ricercano nell'olio extravergine di oliva caratteristiche organolettiche più delicate e meno decise rispetto a quelle dei prodotti del centro e sud Italia.
Rivolgiamo il nostro lavoro, basato sulla qualità e il rispetto di tutte le tradizioni insegnate dai nostri avi, al cliente che nel proprio vivere quotidiano ama gustare sapori genuini e rivolge l'attenzione alla qualità della vita. È consapevole che il mondo che lo circonda richiede cura e attenzioni costanti, anche attraverso piccoli gesti che aiutano a vivere in un mondo migliore. Cura la sua alimentazione conscio, che è parte importante della propria salute, e per questo si affida ad aziende certificate che offrono prodotti di assoluta genuinità. La nostra produzione di olio extravergine di oliva è sotto gli occhi di chiunque voglia venire a trovarci, dove sarà accolto dalla nostra ospitalità, magari assaggiando l'olio nuovo su una bruschetta calda e un bicchiere di vino.